Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. Apriamo purtroppo con il grave lutto che ha colpito il mondo dello sport perché è scomparso Alessandro Talotti. Volare alto era la sua specialità, dalla pedana alla lotta alla malattia, agli eventi organizzati, al matrimonio con la sua Silvia Sibili, azzurra di pattinaggio, una decina di giorni fa. Provato dal male, le aveva giurato amore eterno ed era riuscito comunque a regalare uno dei suoi enormi sorrisi. Il suo ultimo salto lo ha portato però via ai suoi affetti, alla donna con la quale aveva combattuto la battaglia contro il tumore all'intestino, al piccolo Elio, nato il 31 ottobre del 2020. Nelle prime ore di questa domenica, Talotti ha chiuso gli occhi per sempre, a 40 anni, nella sua casa di Udine. Pluricampione italiano di salto in alto, per 8 anni aveva fermato il primato tricolore sui 2,32 m. Nella sua carriera 2 Olimpiadi, Atene 2004 e Pechino 2008 e un quarto posto agli Europei di Monaco nel 2002, con una misura che sarebbe valsa il bronzo, medaglia svanita solo per qualche tentativo in più. Ma il talento non era solo quello atletico, era stato consigliere nazionale della FIDAL, per il CONI era attualmente delegato di Udine e aveva organizzato con successo il format Udine Jump Development, con il quale ha portato a Udine i grandi nomi della disciplina che ha tanto amato. Elegante nel gesto atletico come nella vita, entusiasta, trascinatore, Talotti lascia un vuoto enorme nel mondo dello sport che aveva tifato con affetto infinito per lui e che oggi ha il cuore a pezzi. Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Telefriuli, che ha avuto il piacere di collaborare con lui in diverse occasioni e di averlo come ospite in diverse trasmissioni legate all'Udinese, altra sua grande passione. E il presidente del CONI regionale, Giorgio Brandolin, ricorda con noi Alessandro Talotti, una grave perdita per lo sport friulano e nazionale anche a livello umano. Ha lottato fino all'ultimo, è stato un grande campione anche. Lascia, diciamo, un vuoto a Udine, se mi permetti, perché, lo ripeto ancora una volta, io l'avevo appena riconfermato delegato di Udine proprio perché c'era una prospettiva per lui insieme a lui, e quindi lascia questo vuoto nel mondo sportivo. Lo lascia anche e soprattutto per la sua grande passione, che è stata l'atletica e il salto in alto, perché le 3 edizioni di Udine Jump che insieme abbiamo fatto le ha volute lui, le ha costruite lui insieme a Gasparetto e a Di Giorgio soprattutto, e quindi ci lascia con questa sua grande passione, con questa sua volontà di far di nuovo di Udine un centro federale, in particolare del salto in alto. E poi lascia il vuoto per una giovane moglie e per un bambino di 6 mesi, oltre che per i genitori e tutti i suoi parenti. A nome di tutti gli sportivi esprimere veramente condoglianze sincere alla famiglia e a tutto il nostro mondo. Ho sentito Malagò, insomma, che avevo ovviamente, come dire, preparato e avvisato nei mesi precedenti, molto dispiaciuto, e anche lui, insomma. Vedremo di ricordarlo e di aiutare la sua famiglia nei modi dovuti. L'ha citato Brandolini, infatti il neo rieletto presidente del CONI Giovanni Malagò ha voluto lasciare un suo pensiero su Twitter a ricordo di Alessandro Talotti. Con i tuoi salti ci hai regalato tante emozioni. Oggi purtroppo un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto, ma resterai per sempre con noi, uno di noi. Ciao Alessandro. E la scomparsa di Alessandro Talotti lascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno conosciuto la sua forza, la sua generosità, la voglia di vivere che fino all'ultimo ha saputo avere, anche nella lotta contro la malattia. Ma, come capita a ogni vero campione, il talento di Alessandro, prima ancora che sportivo, è stato umano. È stata la capacità di dare sempre all'altro qualcosa di sé, qualcosa di positivo, di sincero, di vero, fosse anche solo un sorriso, una parola gentile o l'entusiasmo nel presentare un nuovo progetto. Lo dichiara il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Oggi il pensiero non può che andare alla moglie e al figlio, cui rivolgo a nome dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza le più sincere e commosse condoglianze, con la promessa che la città di Udine saprà onorare il nome di Alessandro, ha concluso Fontanini. Cambiamo pagina. Terza corsia con il varo della campata centrale del cavalcavia del nodo di Portogruaro, il cantiere del primo sublotto del secondo lotto può dirsi completato per circa il 40%.
È stata varata la scorsa notte la campata centrale del cavalcavia del nodo di Portogruaro, opera principale del primo sublotto, del secondo lotto della terza corsia della 4. Alle 21:30 sono iniziate le operazioni di trasporto del manufatto su carrelloni e in poco più di 2 ore la carpenteria metallica del peso di 510 tonnellate e della lunghezza di 60 metri è stata appoggiata sulle pile. Il cavalcavia è il quarto varato dopo quelli di Teglio Fratta, Teglio Gorgo e Casermette. La notte scorsa è stata gestita la soletta su quest'ultimo manufatto. A questo punto il cantiere del primo sublotto del secondo lotto Albisopoli Portogruaro può dirsi completato per circa il 40%. I lavori in questo tratto di strada di quasi 9 km comprendono la ricostruzione di ben 24 opere. Per quanto riguarda gli scatolari, tutti sono stati spinti sotto l'autostrada e per alcuni di questi sono iniziate le lavorazioni di prolungamento a nord della 4. A buon punto anche i sottopassi. Nei giorni scorsi sono state varate le travi del sottopasso della strada provinciale 463. Infine cavalcavia, per quello sovrastante la strada provinciale 251 si è conclusa la costruzione delle pile e delle spalle. Prossimamente verrà varata la campata centrale. Al termine delle lavorazioni effettuate la scorsa notte, la 4 è stata riaperta poco dopo le 8 di questa mattina con 2 ore di anticipo rispetto alle previsioni. Passiamo ora alla cronaca. Incidente ieri sera verso le 20 a Zoppola in via Pancera. Una persona ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è uscita di strada andando a sbattere contro un palo. Sono intervenuti in suo soccorso un elicottero e l'ambulanza, oltre che i carabinieri di Pordenone. Siamo così arrivati alla pagina sportiva. Oggi è il giorno di Udinese-Sampdoria, ultima gara casalinga per la squadra di Gotti, alle prese con numerose defezioni. Sentiamo le sue parole alla vigilia della partita. È ovvio che ci siamo parlati, è ovvio che ci siamo detti quello che dovevamo dirci. È ovvio che nelle situazioni di emergenza, di difficoltà, cioè, ci sia oggettivamente la difficoltà e quindi ci si possono dire delle cose, ma l'unica cosa che si può fare è reagire in concreto nel campo e questo passaggio dal dirsi le cose e poi fare le cose è l'aspetto più qualitativo e anche quello più difficile. Mi pesa particolarmente il fatto che in casa nostra manchi la vittoria da così tanto tempo e pesa a tutti quanti noi, tant'è che acuisce ancora di più l'amarezza nelle partite con la Juventus, nella partita con il Bologna, dove stai provando a fare di tutto per combattere questa cosa. Sembra anche che la partita sia indirizzata per darti finalmente la soddisfazione che manca da un po' di tempo e poi perdere la vittoria, ripeto, ti dà un'amarezza ancora maggiore. Parliamo adesso di basket. Va a Cividale, gara 1 dei quarti di finale nel tabellone 3 playoff della Serie B Old Wild West. Dopo 2 quarti difficili, scioglie misura e alla lunga prevale nettamente su una volitiva e positiva Virtus Arechi Salerno. Finisce 75-60. Sentiamo le interviste a fine gara. Sono stati in grande difficoltà all'inizio perché se sei un primo tempo da 1 su 17 migliori da 3 punti lo paghi e poi anche la nostra difesa non era delle migliori. Dopo abbiamo prima migliorato la difesa e nel secondo quarto già in difesa siamo stati consistenti ma abbiamo continuato a tirare male. Poi nel secondo tempo, diciamo, quando oltre che la difesa che ha continuato a crescere abbiamo anche messo un po' a posto le percentuali, la partita è stata più facile. Anche se comunque Salerno è stato un avversario duro fino in fondo. È stata una partita ruvida, complicata, per 2 quarti difficile, per merito loro ma anche per demerito nostro, poi ci siamo sciolti, abbiamo preso un bel margine, è stati via bene, insomma una partita di playoff. 1-0, fatto niente, siamo felicissimi per noi perché è la nostra storica prima vittoria, siamo felicissimi per tutti i nostri sponsor che ci seguono con tanto affetto anche oggi. Basta, da domani ci alleniamo e pensiamo già a gara 2 perché è chiaro che adesso gara 2 diventa in assoluto la partita più importante di questa serie. Dobbiamo assolutamente vincere per andare giù a Salerno con 2 partite di vantaggio, che vorrebbe dire insomma andare giù più sereni, però antenne dritte, stasera siamo felicissimi per questo successo, ma veramente domani resettiamoci e riparte 0-0.
E per il momento è tutto, io vi ricordo dalle 14:30 l'appuntamento con Poltronissima per seguire l'ultima partita casalinga dell'Udinese, e per quanto riguarda l'informazione l'appuntamento è all'edizione delle 19 di questa sera. Buon pomeriggio.